Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla Nice Splash del vostro Marietto veneziano. Da come avete visto dal titolo, bisogna stare sul pezzo, bisogna sempre stare sul pezzo, mai mollare mai, mai arrendersi, mai pensare che siamo fuori pista, mai in un certo senso buttare la spugna, sempre seguire e chiaramente anche quello che dice non solo Marietto ma anche il Degaga. Perché questo? Perché chi ci segue da, ad esempio, 7-8 anni, no? Può aver scaricato dal sito del capitano i vari circuiti gratuiti che Marietto dal 2015, ma se devo dire la verità, erano iniziati dal 2013-2014 alcuni ebook, però non c'era ancora il sito del capitano. Dopo è arrivato il sito del capitano e abbiamo messo questi ebook gratuiti di cui c'è una fascia di questi ebook gratuiti proprio per i tempi che stanno venendo. Cioè il Marietto già dal 2015 aveva spiegato che i russi avrebbero invaso l'Europa, in fondo è quello che sta succedendo, e perciò aveva creato questi ebook con alcuni circuiti, alcuni già ai tempi, sto parlando del 2015 febbraio più o meno, li avevano scaricati e attivati, più o meno questo qui, cioè 6-7 anni fa. Quindi siamo sempre stati sul pezzo, non abbiamo mai mollato, e quando vedo queste immagini di questi talk show con questi analisti che continuano a dire di tutto e di più, mi piange un po' il cuore perché sono in ritardo di 7-8 anni come minimo, no? Quindi ho notato che ci sono dei bravi analisti che vengono invitati a questi talk show di regime, ma purtroppo dicono le cose come stanno, ma loro, in questi, diciamo, pifferai magici, non vogliono far vedere alle persone la realtà e quindi sono in un certo senso gente che fuorviante, no? La situazione, cari amici, bisogna stare sul pezzo, seguire bene anche quello che dice il decano Manetto Veneziano, non perché siamo in anticipo di 7 anni, che non è poco, ma perché abbiamo dato tutti gli strumenti necessari per fare in modo che queste energie nefaste, che sia una parte degli Stati Uniti, come spiegato in altre pillole, che una parte della Russia, stanno mettendo in atto per portare nel Medioevo questa nazione che è l'Italia. Io parlo per l'Italia e anche un po' per la Svizzera. Quindi bisogna sempre stare sul pezzo, perché quando voi guardate questa popolazione che fino a 15 giorni fa, 16 giorni fa, viveva in casa loro tranquillamente, magari raccontandosi favole, guardando il talk show del regime, insomma, che sembrava che andava tutto bene, purtroppo non avevano ascoltato il Marietto veneziano e non erano sul pezzo, perché oggi, come oggi, se anche la guerra si dovesse fermare, l'Ucraina ci metterebbe dai 5 ai 10 anni a ritornare allo stato che era 20 giorni fa. Quindi qualcosa lì non è quadrato, qualcuno lì non ha avuto le giuste informazioni, qualcuno lì è andato oltre. Praticamente sono tornati in 20 giorni nel Medioevo, non hanno più ospedali, non hanno più strutture, non hanno più praticamente l'elettricità, l'acqua, la corrente, insomma nulla. Nelle città chiaramente dove c'è la guerra, negli altri si stanno arrangiando, ma chiaramente poi la guerra purtroppo evolverà molto probabilmente verso la Polonia. Quindi a tutti quelli che seguono il Marietto da diversi anni, a tutti quelli che hanno attivato i circuiti, che hanno preso il ciondolo, che hanno comprato il sigillo di Marte 6, vi dico che voi siete sul pezzo. Voi sicuramente avrete modo di apprezzare quello che il Marietto e il Legarda hanno fatto nel tempo, negli ultimi 7 anni, e avrete modo anche di vedere questi sigilli in opera per protezione del vostro corpo eterico e poi di conseguenza. Invece per tutti quelli che quando già nel 2012 Marietto diceva come stavano le cose, per tutti quelli che appunto il Marietto sembrava uno che gridava nel deserto, purtroppo la valanga sta per arrivare e il karma farà il suo dovere.
quindi cerchiamo di restare sempre sul pezzo e non mollate mai, anche se alcune volte ci faranno dei gol e perderemo, diciamo così in modo metaforico, no? Ricordatevi che siamo quelli che in fondo, quando giochiamo facciamo spettacolo. Bene, grazie cari amici, mi raccomando, siamo sempre sul pezzo, soprattutto solo quelli che chiaramente seguono il Marietto e il De Gardner.